eccoci insieme anche oggi. Parliamo in questa puntata di sanità e lo facciamo a partire da una notizia di cronaca, perché ad Albignasego, in provincia di Padova, una struttura privata, la Kinesis Medical Center, ha inaugurato la più grande palestra per la ginnastica medica che ci sia nel Veneto. Ospitiamo il CEO, vale a dire l'amministratore delegato di Kinesis Medical Center, Filippo Ercolino. Buongiorno. Siccome parliamo di sanità, mi pare giusto informare chi ci segue, insomma, sulle opportunità che nascono sul territorio, perché voi dite che questa è la prima volta che all'interno di una stessa struttura si possono trovare più specializzazioni legate evidentemente in particolare alla fisioterapia. È corretto? C'è una palestra con accanto gli studi medici. È corretto, nella stessa struttura si possono trovare sia servizi di clinica di visita medica che di fisioterapia e riabilitazione, nonché anche un post rieducazione funzionale, quindi un mantenimento o un servizio dedicato a quelle persone che soffrono di patologie croniche o degenerative, che hanno necessità di un continuo mantenimento e un continuo, terapia nel tempo. Se parlassimo di un altro settore economico, mi verrebbe da dire un servizio a 360 gradi. Qua parliamo di salute pubblica, però è anche l'opportunità per guardare avanti sul dove va la medicina. Recentemente c'è stato un congresso, una convention a Milano sul futuro appunto della medicina organizzato dalla rivista Wired. In particolare si è parlato di telemedicina. Assolutamente. La strada che si sta delineando per la sanità pubblica e anche privata è orientata verso una digitalizzazione dei servizi, intendendo la possibilità del paziente di non per forza recarsi fisicamente all'interno di una struttura sanitaria, ma bensì avere delle risposte già con dei device piuttosto che della messaggistica istantanea. Non solo, si utilizzerà sempre più i sistemi in cloud per l'archiviazione di documenti, la condivisione di documenti, nonché ci sarà la possibilità di utilizzare numerosi device che raccolgono dati costantemente per l'attività fisica o l'attività quotidiana che ogni persona può svolgere, per monitorare a distanza e raccogliere dati per una prevenzione sempre più efficace. Però nella medicina resta determinante il rapporto umano fra paziente, certo, fisioterapista, medico e altre figure, infermiere, ci mancherebbe. Quello assolutamente, il fisioterapista per fare la terapia deve avere un contatto fisico. Le persone non vogliono eliminare il rapporto umano che c'è col professionista, anche perché si tratta di una fidelizzazione che si ha col medico e con la struttura. Certo che, proprio un rapporto di fiducia. Assolutamente. Certo che in ogni settore comunque si dà la possibilità all'utente, al consumatore o al paziente in questo caso di informarsi e avere anche delle soluzioni sempre più semplificate e fruibili, e quindi il fatto di utilizzare dei sistemi tecnologicamente più avanzati come l'intelligenza artificiale sarà sempre più predominante, perché porterà il paziente a essere ancora più a contatto con la struttura e anche col professionista stesso. Ma non si rischia un po' però di disumanizzare la sanità in questa maniera? Perché quello che, devo dire, in linea di massima oggi percepiamo è che la figura del medico di famiglia, del medico condotto di una volta, che però, voglio dire, era rassicurante per tutti, ormai ce la siamo dimenticata. E francamente i consulti al telefono non soddisfano alla stessa maniera. In questa maniera forse andiamo però in quella strada là. Ma può essere inteso assolutamente come un raffreddamento o un congelamento dei rapporti. D'altronde in ogni settore, come dicevo prima, è un'opportunità quella che si dà, non una preclusione di poter incontrare il professionista. Quindi il paziente è libero di scegliere se recarsi presso la struttura, e quindi si mantiene un rapporto diretto, o le persone che per n motivi non hanno piacere di anche avere a volte il contatto fisico, non dico col medico, ma avere un dialogo con una segreteria, una reception, piuttosto che dover aspettare più tempo di quello che in realtà ha a disposizione, possono utilizzare questo tipo di servizio. Può essere anche un imprenditore che ha
poco tempo per effettuare la visita medica, ma necessità di risolvere la problematica in tempi molto celeri. Sì, sì. Dico, fra l'altro, senza voler spezzare una lancia in vostro favore perché non ne avete bisogno, insomma, però è oggettivo che questi strumenti permettono di avere una sorta di check-up costante, un po' come succede già adesso con gli smartphone, insomma, inserendo alcuni dati su ciò che si è mangiato, sui passi che si sono fatti, si può avere un quadro del nostro stato di salute, senza nulla togliere ovviamente alla medicina. Mi pare di intendere che, diciamo, che medicina e benessere in qualche maniera si stanno sempre più avvicinando. Certo, sanità e salute, quindi da un lato si parla di pazienti che hanno una necessità di cura e di terapia in un determinato momento, e poi quelle persone devono rientrare in una quotidianità sempre più reale, normale, senza deficit, e quindi poi si parla di un mantenimento di un buono stato di salute che lo puoi fare solo attraverso un'attività costante monitorata da una persona, da personale insomma qualificato. Ecco, tra i plus che voi sottolineate c'è quello di avere a disposizione anche una macchina che, ho letto prima, viene usata da una squadra di football americano, sì, i Dolphins. Esattamente. Cosa c'ha di straordinario? È un macchinario innovativo nel campo della riabilitazione ma anche della preparazione fisica. In questo caso stiamo parlando del Desmotec, è un macchinario isoinerziale nato per degli studi sugli astronauti, perché gli astronauti in gravità non hanno la possibilità di utilizzare pesi, e per evitare il decadimento fisico e muscolare hanno ideato questa macchina, non è nient'altro che una specie di yo-yo con dei cavi collegati a un albero rotante, ha un'inerzia, un peso, e in base all'inerzia ovviamente c'è più necessità di sviluppare potenza, e il focus di questo macchinario è lavorare e sviluppare molto la fase eccentrica, una fase muscolare della contrazione muscolare, che in ambito riabilitativo e anche in ambito di preparazione fisica ha notevoli impieghi, perché riesce a sviluppare più precocemente e in modo più importante la forza, soprattutto la potenza esprimibile dal punto di vista muscolare dell'atleta o del paziente in questo caso. Ecco, nel campo della medicina la ricerca è il fulcro, insomma, della scienza. In questo campo fisioterapico c'è molta innovazione? Sì, assolutamente. Pertanto siamo andati con una, che noi lo colleghiamo sempre un po' alla manipolazione, voglio dire, quindi un'attività manuale elementare. Chiaro. Che bisogna saper fare bene. Assolutamente, ed è tra l'altro qua mio padre Maurizio Ercolino è uno dei grandi terapisti, non perché sia mio padre, ma che ha sviluppato in 35 anni una importante capacità di terapia manuale. Assolutamente anche lui costantemente si forma e si aggiorna su quelle che sono nuove metodiche di trattamento manuale, piuttosto che di metodiche con l'utilizzo di terapie fisiche strumentali. Quindi sì, la risposta è affermativa. C'è tanta innovazione. C'è sempre tanta innovazione, ci sono molte aziende italiane e non solo, che continuano a sviluppare nuove tecnologie, ad affinare la tecnologia già in possesso, questo per ottimizzare i tempi nella cura del paziente, in quanto sempre più la persona ha necessità di curarsi nel più breve tempo possibile e anche col minor costo possibile, quindi anche non dover essere legati a un ciclo canonico di 10 sedute, ma riuscire a sistemare o risolvere una problematica in 3, 4, 5 sedute cambia sia come impatto economico che anche come tempo impiegato. Dai dati in vostro possesso, mi pare possiamo dire con una frase un po' a effetto che insomma, nella società del benessere stiamo un po' più male, nel senso che vedo che anche le patologie di scoliosi per i ragazzi all'età adolescenziale, certo, sono in crescita. Assolutamente. Questo è paradossale. Sì, stanno crescendo ovviamente le strutture sanitarie, perché c'è una domanda sempre più crescente, non solo in Italia ma anche all'estero,
Perché? Perché le patologie cronico-degenerative, le patologie come possono essere il diabete, come può essere l'artrosi, come può essere la scoliosi, non è una patologia cronico-degenerativa assolutamente, però sono sempre più presenti e quindi se parliamo di età evolutiva, quindi di dismorfismi come può essere anche la scoliosi, è sempre più presente e c'è sempre più necessità di trovare una soluzione per risolverla o contenerla, per evitare che un bambino si ritrovi poi in età adulta a dover combattere a problematiche molto più importanti che possono anche non solo incidere sulla sua qualità di vita, ma anche incidere su quella che è la spesa sanitaria. E al centro e alla base di questo c'è sempre lo stile di vita. Assolutamente, è la prevenzione fa diciamo da elemento chiave per contrastare l'insorgenza, sia per quanto riguarda uno stile di vita come l'alimentazione, come il tempo che uno dedica alle attività, ai suoi hobby e ai suoi piaceri, come anche il fatto di muoversi, fare attività fisica, sono elementi predominanti. Grazie a Filippo Ercolino, che ricordo di essere l'amministratore delegato di Kinesis Medical Center, che ha recentemente aperto quella che è definita la più grande palestra per la ginnastica medica del Veneto. La ringrazio anche per l'onestà intellettuale, perché mi rendo conto che in una figura, in una posizione come la sua, cioè amministratore delegato fondamentalmente di un'impresa privata, che fra l'altro ho letto insomma, ha avuto una crescita del 40% nel fatturato, ma contestualmente, cioè intervenite con professionalità, ma contestualmente dovreste spiegare a noi come evitare di usufruire dei vostri servizi, vale a dire attraverso la prevenzione, per stare tutti un pochino meglio. Certo. È contraddittorio e interessante questa posizione. Assolutamente, assolutamente. Però la vostra come quella di tutti i medici, ovviamente. D'altronde diciamo, la scarsa qualità dello stile di vita è sempre più predominante. Vuoi per un discorso di utilizzo sempre più di smartphone, di tecnologie, di sedentarietà, di poca attenzione a se stessi, purtroppo porta anche all'insorgere di queste patologie. La domanda è sempre più crescente, ce ne rendiamo conto, dobbiamo trovare delle soluzioni, mi auguro non per eliminare totalmente l'utilizzo dei nostri servizi, Vabbè, certo. però cerchiamo di metterci non solo diciamo, come soluzione nel momento di difficoltà, ma cerchiamo di essere una soluzione per prevenire un momento di difficoltà o di deficit. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. A voi, alla prossima. Ci si vede. Arrivederci.